Giovedì 22 gennaio si è svolta la presentazione alla stampa dell'Associazione Culturale Enogastronomica Cantine di Marca presso Palazzo Rinaldi a Treviso. L'associazione conta già i patrocini del Comune e della Provincia di Treviso e in arrivo anche quelli della Regione Veneto e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Presenti il prosindaco Gentilini, l'assessore comunale alle attività produttive Bastianetto e l'assessore provinciale all'agricoltura Prosdocimo, divenuti membri onorari. Alla conferenza si è inoltre presentato il primo portale del vino della provincia di Treviso, www.cantinedimarca.it, che nel primo anno di attività ha già fatto registrare 325.000 pagine visitate da 25.000 utenti. Un augurio anche dal ministro Luca Zaia, che ha commentato l'utilizzo da parte dei giovani di internet e il loro interesse per l'enogastronomia. Che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, è una grande operazione e il mio applauso appunto a questa web TV e a Cantina di Marca, anche perché ci dà modo di parlare a un pubblico che è molto attento anche ai canali digitali e a tutto quello che è il mondo digitale.